Alessandro Cavallo ordinato diacono nel giorno dell'Immacolata. Il vescovo, il servizio nasce da dentro come per Maria. Il percorso del giovane è partito dalla sua parrocchia nell'attenzione ai più deboli. Eccomi è la parola chiave della vita. Il Papa invita a fidarsi di Dio, cura per l'egoismo e antidoto per l'insoddisfazione. All'Angelus Francesco ha spiegato che il credente indica prospettive di speranza. Più persone irregolari per le strade con nuovo decreto sicurezza, la preoccupazione degli esperti espressa al Teatro Comunale di Sori. Questa sera lo speciale direttamente sul tema dell'immigrazione. Portofino accende l'albero di Natale e la speranza, cerimonia affollata sulla celebre piazzetta. Il sindaco ha premiato i bambini che hanno affrontato l'emergenza con il sorriso. Approvate alcune modifiche al progetto di riqualificazione di Piazza del Buono a Chiavari. Accolte le richieste del quartiere, lavori al via in primavera per una spesa di 570.000 euro. Lega Pro, 3 punti pesanti per la Virtus Entella Chiavari che al Comunale ha la meglio sull'Albissola, risultato 1-0. Per i biancocelesti settimana impegnativa, mercoledì il recupero contro la Pro Patria e domenica ad Arezzo. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Nella solennità dell'Immacolata Concezione la diocesi di Chiavari ha vissuto la gioia dell'ordinazione diaconale di un giovane seminarista rappallese, Alessandro Cavallo, 31 anni, originario della parrocchia di San Pietro di Novella, ha ricevuto per mano del vescovo Alberto Tanasini il primo grado del sacramento dell'ordine. Nell'omelia il vescovo si è soffermato sulla figura di Maria, la donna della giovinezza spirituale e del servizio. Vediamo. La festa dell'Immacolata Concezione ci parla della giovinezza di Maria e su questo aspetto si è concentrata la riflessione del vescovo Alberto Tanasini che ha presieduto in cattedrale a Chiavari l'Eucaristia. La giovinezza non è solo un dato fisico, ma sgorga da un cuore puro senza peccato come quello di Maria. In realtà tutta la riflessione sul mistero della Immacolata Concezione porta a pensare in lei un inizio nuovo, la manifestazione della nuova umanità, quell'umanità che viene dalla redenzione portata da Gesù. Maria è anche la donna che con il suo sì, detto al Signore, si è totalmente abbandonata a Lui, mettendosi al servizio. Essere servi non vuole essere soltanto il fare delle cose, anche buone, anche al servizio degli altri, ma l'essere servi nasce da dentro. Come Maria, il giovane Alessandro Cavallo ha detto il suo sì per diventare diacono, cioè colui che serve. Un sì arrivato dopo un percorso di discernimento e maturato attraverso l'esperienza personale nel movimento di comunione e liberazione e nella parrocchia di origine. Al servizio di chi è più debole, Alessandro si era già posto da liceale, mantenendo fede a questo impegno nel tempo. Ha continuato a seguire alcuni ragazzi con cui aveva iniziato un servizio così di accompagnamento, 2 ragazzi disabili, ed è stato proprio un segno per tutti, no? Che la volontà, la fedeltà con cui ha seguito questi ragazzi. Ora il cammino diaconale proseguirà nel servizio alla comunità di San Giovanni Battista a Chiavari. Mi sono sempre sentito abbastanza tranquillo, sia prima che durante, però comunque per quanto, come dire, uno sia tranquillo, nel senso che è una cosa che nel tempo è cresciuta ed è come entrata piano piano dentro, e quel momento lì è comunque, c'è un salto, come uno stacco che uno sente di definitività che deve decidere, quello sì. Come ti trovi nella comunità parrocchiale di San Giovanni Battista? Bene, ancora un po' disorientato, nel senso che è grande come comunità e quindi tante persone non le conosco, però bene, per ora bene. Nel giorno dell'Immacolata Concezione il Pontefice ha invitato a seguire l'esempio di Maria che ha aperto il cuore al Signore fidandosi di Lui. Ieri invece nell'Angelus domenicale ha spiegato che il credente è colui che indica prospettive di speranza. A sintesi.
Eccomi è la parola chiave della vita, la pronuncia il Papa all'Angelus nel giorno dell'Immacolata. Eccomi, ha ricordato, affacciandosi su Piazza San Pietro, essere disponibile al Signore, è la cura per l'egoismo, l'antidoto a una vita insoddisfatta, è la terapia per restare giovani dentro, e scegliere, come ha fatto Maria, di scommettere sul Signore, docili alle sue sorprese. Ecco l'atteggiamento sapiente, non vivere dipendendo dai problemi, finito uno se ne presenterà un altro, ma fidandosi di Dio e affidandosi ogni giorno a Lui. Nel pomeriggio il Papa è andato in Piazza di Spagna per rinnovare l'atto di omaggio e preghiera davanti al monumento all'Immacolata. Francesco ha avuto un pensiero particolare sulla difesa dei diritti umani. Tu sai, madre, cosa vuol dire portare in grembo la vita e sentire intorno l'indifferenza, il rifiuto, a volte il disprezzo. Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi a Roma, in Italia, nel mondo intero vivono situazioni simili, perché non siano abbandonate a se stesse, ma tutelate nei loro diritti che vengono prima di ogni pur legittima esigenza. Infine, l'Angelus di ieri, seconda domenica di Avvento, il Santo Padre ha invitato a rifiutare la mentalità del mondo. Per preparare la via al Signore ha esortato a sfuggire dalla freddezza e dall'indifferenza, ad abbassare le asprezze della superbia, compiendo gesti concreti di riconciliazione con i fratelli. Il credente è colui che attraverso il suo farsi vicino al fratello, come Giovanni il Battista, apre strade nel deserto, cioè indica prospettive di speranza anche in quei contesti esistenziali impervi, segnati dal fallimento e dalla sconfitta. Oggi, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Papa ha rivolto un appello ai governanti perché pongano i diritti al centro anche quando ciò significa andare controcorrente. Purtroppo, ha detto Francesco, persistono oggi nel mondo numerose forme di ingiustizia, nutrite di visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto che non esita a sfruttare, a scartare, persino ad uccidere l'uomo. Don Stefano Mazzini lascia l'incarico di parroco nella comunità di San Pietro e Sant'Andrea di Rovereto e di rettore del Santuario delle Grazie a Chiavari. La scelta, dovuta al sovrapporsi di diversi impegni pastorali, è stata comunicata durante le celebrazioni nel giorno dell'Immacolata e nella domenica appena trascorsa. Al suo posto, nella parrocchia Sant'Andrea di Rovereto, diventerà parroco Don Giacomo Canepa, che diventerà anche rettore del Santuario delle Grazie con l'aiuto pastorale di Monsignor Enrico Bacigalupo. Don Canepa conserverà gli attuali incarichi di parroco della comunità di Santa Maria e di San Biagio a Bacezza. A San Pietro di Rovereto diventerà parroco Don Fabio Mazzino, che manterrà anche la parrocchia di San Martino a Zoagli. Gli ingressi saranno dopo la solennità dell'Epifania. Torniamo sul decreto sicurezza approvato pochi giorni fa. Il provvedimento vuol dare una stretta all'immigrazione, cambiando il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e anche dei rifugiati. Le modifiche sono state discusse presso il Teatro di Sori. I relatori presenti in sala hanno espresso dubbi sull'impianto normativo. Non ci sarà più sicurezza, avremo più persone per la strada, così ha detto Daniela Di Capo, direttrice del servizio centrale dello SPRAR. L'abbiamo intervistata. Ascoltiamola. L'impianto del decreto sicurezza sembra dire i clandestini andranno via, solo chi ha diritto resterà in Italia. Daniela Di Capo, direttrice del servizio centrale SPRAR, a Sori esprime perplessità. Il venir meno dei permessi per motivi umanitari, spiega, colpirà persone che prima venivano accolte anche se non potevano ottenere lo status di rifugiato o una protezione sussidiaria o non potevano essere rimpatriate per via di situazioni complesse, fragili o pericolose. Si usava il buonsenso, dice, ora il rischio è che finiranno tutte per la strada.
ci saranno più persone definitivamente denegate e impossibilitate a essere rimpatriate, impossibilitate a restare qui con un regolare permesso di soggiorno, di conseguenza questo avrà una ricaduta in termini di costi sociali per quel territorio, di percezione ancora maggiore di insicurezza, per cui non si raggiunge né l'obiettivo della maggior sicurezza né l'obiettivo del maggior risparmio. Il risultato ovviamente è che più persone senza permesso di soggiorno che si trovano su un territorio comportano una serie di danni a se stessi naturalmente, perché non possono integrarsi, non possono rimanere in maniera lecita su quel territorio, utilizzarne i servizi e questo va anche poi subito in seconda battuta a discapito del territorio stesso, cioè della comunità italiana, della comunità autoctona. Per i comuni che hanno già attivato uno SPRAR non cambierà nulla per ora, perché il decreto non è retroattivo. Triplice però la difficoltà per le amministrazioni. Primo, dovranno accogliere anche casi speciali con il rischio di prese in carico inadeguate. Secondo, ancora non si sa in che modo potranno proseguire il progetto di accoglienza. Il terzo livello di difficoltà è quello che invece, sempre per il discorso di prima, che le persone che dovranno uscire dai centri di prima accoglienza e non potranno entrare negli SPRAR e non avranno usufruito di servizi per l'integrazione e non avranno usufruito di servizi sanitari adeguati nella loro fragilità o condizione di difficoltà psicologica o fisica che sia, dovranno come comune, come amministrazioni locali farsene carico. L'impianto del decreto potrà dare adito anche a dei ricorsi? Sta già avvenendo, perché alcune misure sono considerate illegittime dal punto di vista costituzionale o dal punto di vista proprio della norma sul diritto d'asilo, e quindi sicuramente questo sarà un ulteriore aggravio. Le interviste realizzate a Sori saranno al centro della puntata di stasera della trasmissione Direttamente Su, dal titolo Decreto sicurezza o insicurezza. Abbiamo raccolto le voci del giurista Gianfranco Schiavone, del direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai, di Daniela Di Capua, direttrice del servizio centrale dello SPRAR, oltre ad alcuni racconti di accoglienza. Inizio 21:10 in diretta Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. È stato riconsegnato questa mattina al proprietario l'ultimo camion che era rimasto sul moncone del Ponte Morandi dopo il tragico crollo del 14 di agosto. La rimozione del veicolo è stata effettuata nella mattinata di ieri da una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova, che hanno collegato una batteria al veicolo e lo hanno guidato in zona sicura. Stamattina il proprietario ha collegato il mezzo alle batterie nuove e ha potuto così rientrare in possesso del proprio mezzo. Anche le delegazioni del Tigullio di CGIL e UIL parteciperanno al presidio in programma mercoledì prossimo a Genova alle 16:30 davanti alla prefettura per chiedere maggiore attenzione per il rilancio del territorio di Genova e del Levante messo in ginocchio proprio a causa del crollo del Ponte Morandi. I sindacati chiedono la realizzazione di infrastrutture, la creazione di possibilità occupazionali. Chi vuole aderire può rivolgersi alle sedi territoriali dei due sindacati che agevoleranno la partecipazione garantendo il trasporto. Cerimonia di accensione dell'albero di Natale sulla celebre piazzetta di Portofino. Ieri pomeriggio un folto pubblico ha seguito la manifestazione, resa ancora più festosa dalla partecipazione di tanti bambini. Noi eravamo presenti. Dai, 1, 2, 3, battete! Dai, dai, Sono stati i bambini, come è giusto che sia, i protagonisti assoluti della cerimonia per l'accensione dell'albero di Natale di Portofino a 40 giorni circa dalla mareggiata che ha isolato il borgo distruggendo la strada di accesso nella zona di Paraggi. Benedetto dal parroco Don Alessandro Giosso, l'albero illuminato rappresenta la speranza di un paese che vive grazie ai suoi visitatori e che ora, grazie alla passerella percorribile fino a Natale per alcune ore al giorno dai soli residenti, guarda al futuro con più ottimismo, anche perché i turisti comunque non sono mancati neppure in questa fase di isolamento. No, i turisti non hanno lasciato Portofino, neanche qualche commerciante che nonostante le difficoltà ha aperto lo stesso. Abbiamo avuto sin dall'inizio la farmacia comunale aperta la mattina dalle 10 alle 2, il mini market, il negozio di alimentari presente a Portofino e i turisti arrivavano comunque con i battelli via mare o via terra a piedi dalla pedonale sul monte. Gli appartamenti in affitto B&B apriranno i battenti di nuovo dopo un piccolo periodo di pausa per le vacanze di Natale, quindi con la possibilità di poter bere un caffè, mangiare qualcosa, comprare comunque anche sul posto, e i gestori degli appartamenti hanno dato questa disponibilità ed è un segnale molto molto positivo, direi.
L'obiettivo resta sempre quello della strada nuova completata entro Pasqua, ma per il momento il clima di festa la fa comunque da padrone e per questo il sindaco Matteo Viacava ha voluto in questa occasione consegnare ai 7 bambini che ogni giorno sono andati a scuola con la motovedetta della Capitaneria di Porto e con il sorriso un attestato speciale perché, ha sottolineato, hanno affrontato l'emergenza da veri adulti. E proprio i bimbi portofinesi hanno intonato alcuni canti, prima di quelli proposti dal piccolo coro San Girolamo Emiliani e dai brani tradizionali intonati dal baritono Carlo Prunali e dalla soprano Chiara Bisso. Fra volti noti e gente comune, nella semplicità di questo gesto c'è stata tutta la speranza di un borgo bellissimo che ora vede davvero la luce, ma che in fondo non ha mai perso né la speranza né il gusto del saper vedere il lato positivo delle cose. Per me mi sembrava di essere tornata bambina, perché una volta noi eravamo così, perché se non avevi tu la macchina fino a 18 anni noi si viveva in piazzetta, siamo ritornati 30 anni fa. Cioè per me anzi eravamo più uniti, perché prendendo anche il traghetto ci vediamo tutti, c'è più comunità. Quindi c'è anche un aspetto positivo forse in questo? Sì, per me sì, sì. C'è da dire che siete gente forte, che non avete mollato. Beh, siamo gente di mare per forza. Nella giornata di sabato è stata organizzata una giornata di pulizia di spiagge e fondali marine nella zona di Paraggi e Niasca e nel comune di Santa Margherita in quello di Portofino, necessaria a seguito della forte mareggiata e del maltempo che hanno colpito il Tigullio nel periodo di fine ottobre. Gli uomini del Radio Club Levante sono stati impegnati nella zona di Niasca nella pulizia di una parte di spiaggia e del canale di un rio ostruito da detriti e legnami. I volontari hanno operato diverse ore per raccogliere il materiale depositato e trasportarlo fuori in zona accessibile dove poi è stato bruciato o regolarmente smaltito. Decine di barche danneggiate devono ancora essere portate via da Rapallo. A 40 giorni di distanza dalla mareggiata di fine ottobre, oggi il sindaco Carlo Bagnasco ha formulato un appello alle istituzioni e al governo affinché arrivino risposte concrete, soprattutto agli operatori turistici e anche ai balneari. A causa della burocrazia, spiega Bagnasco, siamo in forte ritardo. Vorrei avere una deroga, ha detto, in piedi sull'imbarcazione spiaggiata di fianco al castello o l'istituzione di una sorta di commissaria ad acta che autorizzi il primo cittadino a ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Nel corso dell'incontro pre-natalizio dell'associazione Liguri Antigi i Rapalin, svoltosi proprio domenica scorsa, i soci hanno raccolto la somma di 500 euro da devolvere a chi ha perso il lavoro in conseguenza della mareggiata che ha colpito Rapallo. La cifra è stata messa a disposizione del comune. Sono state accolte le richieste degli abitanti del quartiere di Ribasso a Chiavari in merito al piano di riqualificazione di Piazza del Buono. L'amministrazione ha apportato alcune modifiche al progetto, dal quale sparisce la pista di atletica e vengono mantenute quasi in toto le alberature presenti. Vediamo. Spariscono la pista d'atletica prevista nel progetto iniziale e le 2 torri di illuminazione che attualmente svettano sulla piazza. Al loro posto nuovo impianto di illuminazione a LED e un percorso ad anello utilizzabile per fare jogging ma anche per andare in bici o in skate. Queste le novità contenute nel progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione di Piazza del Buono a Chiavari varato dalla Giunta. L'importo con IVA e oneri di sicurezza a base di gara è 570.000 euro. E poi vi sarà un ribasso d'asta. La gara viene bandita entro la fine dell'anno in quanto la Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo. Prevediamo l'inizio dei lavori entro il mese di aprile del 2019 e per l'estate e per fine settembre dovrebbe essere la piazza completamente rifatta, avendo recepito tutte le modifiche che c'erano state richieste durante l'incontro pubblico che avevamo fatto su questa piazza. La nuova definizione del progetto prevede il mantenimento quasi totale delle attuali alberature, mentre verrà realizzato e dato in gestione un chiosco bar che sarà un presidio per l'intera zona, dove aumenta lo spazio di gioco per i bambini. C'è già uno spazio attrezzato per i più piccoli, lungo strada e in posizione limitrofa ma sopra la piastra si prevede di arredare un'area con la pavimentazione antitrauma colorata, lasciata al libero utilizzo dei più piccoli. Viene mantenuto l'attuale campo di basket, però altri spazi per chi vorrà fare attività sportiva vengono aggiunti. Sì, il campo da basket viene rifatto nella pavimentazione, riammodernato quindi.
è prevista una percorrenza pedonale che noi abbiamo chiamato percorso jogging, ma che comunque è pensata anche per un utilizzo dei più piccoli con i pattini, le biciclette o per delle semplici passeggiate. Abbiamo destinato un'area di futura organizzazione, sempre a carattere sportivo, e il rifacimento del campo da bocce. Nuova sede per i servizi pubblicitari immobiliari di Chiavari. L'ex conservatoria infatti ha trasferito i propri uffici da Corso Colombo a Corso De Michel 79, nello stesso stabile in cui da pochi mesi si trovano anche l'ufficio territoriale di Chiavari, dotato di uno sportello catastale e anche gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Oggi è il primo giorno di apertura nei nuovi locali. Con questo spostamento osserva Maria Pia Protano, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo concentrato in un unico stabile 3 nostri uffici, dando vita a un polo di servizio fiscale che consentirà all'utenza di espletare le varie pratiche ancora più rapidamente. Restano invariati gli orari di apertura al pubblico, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13, martedì e giovedì 8:30 13, 14 15. Ultimo giorno del mese, chiusura anticipata alle ore 11. L'apertura pomeridiana limitata solo all'erogazione dei servizi di ispezione ipotecaria e di certificazione. Incidente stradale poco dopo le 13:30 all'interno delle gallerie di Moneglia. Siamo passati alla cronaca. Un furgone frigo diretto a Sesti Levante per cause in via di accertamento ha urtato una parete del tunnel, si è intraversato bloccando completamente la circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i medici del 118 e i volontari della Croce Rossa di Riva Trigoso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo alla guida del mezzo non sono risultate gravi. Soccorso è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Sul posto anche l'autosoccorso Pinasco che ha provveduto alla rimozione del veicolo. Il traffico all'interno delle gallerie è rimasto bloccato per circa 2 ore. Qui una notizia che riguarda un arresto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Sesti Levante hanno arrestato per furto in abitazione e danneggiamento un marocchino 37enne con pregiudizi di polizia. L'uomo è stato rintracciato subito dopo aver compiuto un furto di un personal computer portatile all'interno di un'abitazione. Il proprietario lo ha scoperto e per poter fuggire l'uomo ha gettato la refurtiva a terra, danneggiandola. Aveva sottratto 300 euro da un centro estetico a Moconesi. Un 38enne genovese con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri di Gattorna. A seguito di indagini specifiche, i militari lo hanno ritenuto responsabile del furto. Tutti giovanissimi ragazzi denunciati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per reati in materia di stupefacenti. I ragazzi sono stati controllati nell'ambito di un servizio di coordinamento specifico. Una studentessa di 18 anni di Santa Margherita Ligure e un 18enne residente a Rapallo, uno studente 19enne straniero, sono stati denunciati perché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish suddivisi in dosi. Nello stesso contesto è stato segnalato al competente ufficio di prefettura quale assuntore un ragazzo di 19 anni di Genova ma residente a Uscio. Hanno invece forzato un distributore automatico di tabacchi nei pressi di un esercizio commerciale 4 giovani stranieri che sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Rapallo. I ragazzi hanno rubato svariate confezioni di cannabis legale per un valore complessivo di circa 180 euro. I ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato. C'è un giovane chiavarese tra i diplomati della 40ª edizione del corso superiore di cucina italiana promosso da Alma che ha assegnato il diploma di cuoco professionista a 69 proveniente da tutta Italia. Si chiama Giulia Trabucco. Il percorso didattico che ha seguito è durato 10 mesi e ha previsto, oltre alle lezioni, uno stage ed anche un esame finale. Vediamo.
24 anni, chiavarese, una grande passione per la cucina, quella di qualità e tanta voglia di imparare. Giulia Trabucco si è diplomata al termine della 40ª edizione del corso superiore di cucina italiana promosso da Alma, assieme a 67 altri ragazzi, fra cui altre 11 giovani donne. Sì, sicuramente è una scuola che apre molte porte ed è per questo che ho deciso di farlo. Ho iniziato comunque, avevo 23 anni, non ho fatto l'alberghiero, ho detto o mi butto adesso o se no... E quindi dopo qualche esperienza di lavoro qua in zona ho deciso di intraprendere questo corso. Il corso è nella scuola di Valtero Marchesi e la scuola si trova a Colorno, vicino a Parma. A valutare il grado di preparazione dei candidati è stata una commissione mista composta da docenti Alma sotto il coordinamento del direttore didattico chef Matteo Berti e da 51 visiting chef che insieme totalizzavano 26 stelle Michelin. Fra gli elementi legati alla preparazione degli studenti c'erano anche la sostenibilità ambientale del lavoro del ristoratore, la sensibilità per il riuso e per il risparmio energetico. Giulia, a poche settimane dal diploma, lavora già in un ristorante alto Atesino. Allora, al momento sto lavorando a Tesimo, un paesino vicino a Merano, in un ristorante con una stella Michelin presso la chef Anna Mascher e sto seguendo la partita dei primi. Ho l'opportunità di imparare molto perché è una chef anche, diciamo, famosa, ha scritto libri e possiamo imparare molto, ecco. Ha anche un suo orto con i suoi prodotti che utilizza nel suo ristorante, è molto interessante. Qua non sempre è facile trovare lavoro tutto l'anno perché siamo comunque sul mare, quindi magari si trova più stagionale. In quello che cercavo io adesso, cioè io cercavo comunque un posto dove poter imparare e anche girare un po', quindi ho deciso di andare in Alto Adige per quello, anche per vedere posti nuovi e cucine diverse. Giulia per ora vuole continuare a fare esperienza fuori Liguria, ma per il suo rientro ha già le idee chiare. Sicuramente puntare sui prodotti del territorio, quella è la cosa principale, soprattutto anche qui ne abbiamo veramente tanti e bisogna valorizzare le piccole aziende, le piccole botteghe, i piccoli commercianti, che sono quelli che hanno i prodotti che veramente vanno valorizzati, secondo me. Una notizia luttuosa, è mancato Limneo Compagnoni, papà della segretaria della Caritas diocesana Rita Compagnoni. L'uomo aveva 89 anni, domani alle 11 nella chiesa delle Saline a Chiavari sarà celebrato il funerale. A Rita Compagnoni, a tutta la famiglia va il ricordo nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. L'arrivo del Natale rappresenta per il villaggio del ragazzo un momento importante in cui gli ospiti dei centri e le loro famiglie, gli operatori, i volontari, gli amici possono incontrarsi e condividere la festa. L'ente diocesano allarga pertanto a tutti l'invito alla Santa Messa di Natale il prossimo giovedì 13 dicembre alle ore 10:30 al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Dopo la Santa Messa seguirà un pranzo di fraternità offerto nel chiostro del centro. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 11 dicembre. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini, allestito nel Seminario Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, è aperto al pubblico dalle 9 alle 12. L'ingresso è gratuito. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. I bambini della scuola Pascoli e del quartiere delle Fontanine a Rapallo addobberanno a festa con decori da loro realizzati l'albero di Natale donato dal comune al parco. Si comincia alle 14. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 nei locali di Villa Queirolo. Graziella Corsinovi terrà una lezione sul tema La bella addormentata di San Secondo tra espressionismo storico ed espressionismo meridionale. Le immagini del lunaio di Ciavai 2019 al centro dell'incontro promosso nell'ambito del corso di cultura genovese. A partire dalle 16:30 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari saranno commentate dall'autore della pubblicazione, Cesare Dotti. Alle 17 nella sala Gandolfo di Via Vinelli a Chiavari in programma un incontro pubblico sul tema Un'Europa migliore per battere i sovranisti. Interviene Lorenzo Caselli, professore emerito dell'Università di Genova. Dedicato a me, incontro con gli specialisti della ASD 3, la salute al femminile, strategie e consigli per sentirsi in forma. È il tema dell'incontro, in programma all'Auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova, inizio alle 17:30. Infine videoproiezione Montagne in libertà di Marco Pendola, a cura della sezione chiavarese del
CAI. Inizio alle 21 a Chiavari, nella sede sociale di via Orsi 29. L'ingresso è libero. E ora passiamo allo sport, calcio. Sono arrivati 3 punti pesanti per la Virtus Entella, che è in trasferta, ma al Comunale di Chiavari ha sconfitto l'Albisola 1-0. Un gol arrivato allo scadere del match su 8 gol, ma che conferma il buono stato di salute della squadra di mister Boscaglia, che adesso in classifica sale al 6° posto a 22 punti con 6 partite ancora da recuperare. Il servizio curato dal nostro Nicolò Pagliettini. Dopo l'impresa di Marassi, l'Entella torna in campionato e lo fa nel migliore dei modi, batte nell'inedito derby in trasferta, anche se si giocava al Comunale, l'Albissola vince 1-0 e torna al successo in campionato dopo il pareggio col Novara e la sconfitta contro il Siena. È andata in scena una partita estremamente complicata, con Albissola che ha cercato in tutti i modi di rendere difficile il pomeriggio dell'Entella con un atteggiamento guardingo, ma la formazione savonese si è fatta vedere anche in diverse ripartenze importanti e ha esaltato le doti di Massolo, che si è ben distinto con delle ottime parate. Nel finale il gol dell'Entella sugli sviluppi di un'azione con la conclusione di Davide Diao, entrato da pochi istanti al posto di Sassà Caturano, ma la direzione finale è stata del giocatore dell'Albissola Davis Nossa, che tra l'altro qui a Chiavari si ricorda per essere passato proprio l'anno della promozione in Serie B nel 2014. L'Entella quindi trova 3 punti sporchi importanti, 3 punti di categoria che sicuramente la proiettano nelle zone alte della classifica. Adesso i ragazzi di Boscaglia torneranno in campo mercoledì al Comunale per affrontare la Pro Patria. La Gradinata Sud però quest'oggi molto spesso ha cantato che l'anno prossimo si giocherà all'Olimpico, perché l'impresa in Coppa Italia resta sempre ben presente nel cuore e nella mente di tutti i tifosi. Non era facile dopo appunto la vittoria al Marassi, non era facile ricalarci nella nostra realtà e fare una grande partita, perché secondo me abbiamo fatto una grande partita. La partita non era facile perché loro comunque si chiudevano bene, erano pronti a ripartire e ci hanno messo anche in difficoltà soprattutto il secondo tempo su qualche ripartenza, però poi alla fine siamo stati bravi a tenere botta e alla fine abbiamo trovato il gol e ci teniamo stretti questi 3 punti e andiamo avanti. Possiamo definirla, mister, quindi questa è la vittoria della consapevolezza? E questa era una partita veramente difficile, però la squadra mi è veramente sembrata matura, una squadra che sa quello che vuole. Naturalmente dobbiamo lavorare ancora tanto, soprattutto in rifinitura e sulle conclusioni. Si giocherà il 14 di gennaio allo Stadio Olimpico di Roma, Virtus Entella. Partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il posticipo è stato ufficializzato oggi dalla Lega Nazionale di Serie A. Resta ancora da definire l'orario di inizio del match. Passiamo ai dilettanti. Serie D, nella 14ª giornata di andata, pareggio interno per la Lavagnese, mentre per il Sessi Levante una sconfitta in casa del Ligorna. Nell'anticipo di sabato al Riboli, la Lavagnese è andata sotto di un gol segnato per la Fezzanese da Baudi al 35esimo del primo tempo. La rete del pareggio bianconero è arrivata al 39esimo del secondo tempo e ha portato la firma di Di Pietro. 1-1 risultato finale. Il Sessi Levante invece ha perso 3-2 sul campo del Ligorna. I corsari, passati in vantaggio per ben 2 volte, si sono fatti raggiungere e superare dagli avversari nelle ultime battute di gioco. Le reti al 7° vantaggio rossoblu con Croci, pareggio del Ligorna al 37esimo con Chiarabini, 41esimo del primo tempo, 2-1 per il Sessi grazie al gol di Molinari. Nella ripresa pareggio dei padroni di casa, che è arrivato al 16esimo con Valenti, e la rete del definitivo 3-2 con Spera al 35esimo. Classifica: Lavagnese e Sessi Levante appaiate a 17 punti. Prossimo turno mercoledì con la Lavagnese impegnata in trasferta col Chieri e il Sessi Levante che ospita al Sivori il Lecco. Si è svolta a Parigi la consegna da parte della Federazione Internazionale di Scherma e dei riconoscimenti per la conquista della Coppa del Mondo della stagione 2017-2018. L'Italia ha raccolto 11 riconoscimenti, di cui ben 8 legati al ranking di Coppa del Mondo. A essere premiata anche Mara Navarria, friulana in forza all'esercito, che ormai da 2 anni è di stanza a Rapallo, dove si allena col maestro Roberto Cirillo. Maria Navarria ha vissuto una stagione straordinaria, conclusa col titolo iridato,
conquistato in pedane mondiali VUCSI 2018 e col successo nella classifica di Coppa del Mondo di spada femminile, ottenuto anche grazie ai 2 trionfi di Tallinn e di Budapest e al secondo posto ottenuto a Doha. E grande successo per la società ginnastica Rapallo, che ha partecipato alla terza edizione del torneo internazionale Academic Winter Cup tenutosi a Sofia in Bulgaria dal 6 al 9 dicembre. Stefania Patrone, giovane promessa della categoria B 2006, dopo un buon quinto posto con la palla è riuscita a salire sul terzo gradino del podio con un'eccellente esecuzione alle clavette e ha conquistato la medaglia di bronzo nella classifica generale data dalla somma dei punteggi. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda lo sport. Termina così anche il nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione è rinnovato a domani alle 12:45 con il TG13. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21:15 con Direttamente Su. Grazie per la vostra cortese attenzione. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Buona serata.